ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Con parecchi ministeri già la partita è chiusa, con gli interni, con l'agricoltura, con la pubblica istruzione e con altri l'accordo è già fatto, per arrivare entro il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, ad avere la proposta dello Stato. La roadmap è tracciata e tra i regali sotto l'albero il Veneto, assieme a Lombardia ed Emilia-Romagna, trova la bozza dell'intesa che arriverà, i veneti ci sperano, il prossimo anno. Ma al di là del comunque importante passaggio politico-istituzionale di ieri, qualche malumore tra le fila dei militanti e non solo del Carroccio serpeggia, soprattutto per chi auspicava il passaggio definitivo invece che un'ulteriore dilazione dei tempi, molto probabilmente sollecitata dalla componente grillina del governo. Quel che è certo è che ufficialmente tutti i big della Lega fanno buon viso a cattivo gioco, a partire dal governatore del Veneto Luca Zaia. Direi che ci siamo, noi pancia a terra lavoriamo, niente vacanze, niente svaghi, niente distrazioni, perché comunque il nostro progetto delle 23 materie lo vogliamo realizzare, è in linea con la Costituzione, come abbiamo sempre detto, e questo è il merito di chi? Dei tanti veneti che ci hanno creduto. Un percorso articolato che richiede tempo, ma ormai tracciato, ha spiegato ieri sera il ministro agli affari regionali Erika Stefani. È un grande percorso che è stato cominciato con il referendum di Veneto e Lombardia, che poi è stato portato avanti anche dall'Emilia Romagna e si è arrivati alle firme delle preintese, ma oggi questo risultato lo vediamo veramente molto vicino.